Benissimo. Dicevo che l'incontro di questa sera, intitolato Social Media e Diritto, del pensiero, doveri deontologici dei giornalisti e nuove tecnologie della comunicazione, è organizzato in collaborazione tra Centro Veritas, di cui sono presidente, mi chiamo Luciano La Rivera, l'UXI del Friuli Venezia Giulia, l'Ordine dei giornalisti del Friuli Venezia Giulia, Istoria, gruppo studi storici e sociali di Pordenone e il Novi Glas, il settimanale in lingua slovenia, settimanale diocesano. E il professor Guglielmo Cevolin, che adesso vi presento e ringrazio subito per la affettuosissima disponibilità. Lui è professore aggregato di istituzioni di diritto pubblico all'Università di Udine e docente supplente in quest'anno anche di diritto dell'informazione dei media e diritto dell'informazione e della comunicazione. Insegna anche legislazione dei beni culturali alla scuola di specializzazione post laurea in beni archeologici dell'Università di Bologna, è autore di oltre 140 pubblicazioni e inoltre avvocato cassazionista. È vice direttore del master universitario di primo e secondo livello in Intelligence and Information and Communication Technology dell'Università di Udine per le materie di diritto e geopolitica, intelligence e diritto. È referente per l'Università di Udine. Scusatemi, sta parlando proprio. Pronto, Guglielmo? Pronto? No, No, mi stavi chiamando su WhatsApp. non so che cosa ho fatto. L'unica cosa, si vede lo schermo intanto Vede almeno? lo schermo, però devi allargare, perché Perfetto. adesso si vede anche le colonnine di sinistra. Benissimo. Quindi vi dicevo appunto, ed è anche il referente dell'Università di Udine nella rete universitaria per la pace, RuniPace, è presidente appunto di Storia, questo gruppo di studi storici e sociali di Pordenone dal 2014, che ha una pagina Facebook, un canale video, e lui di fatto anche all'interno di questo gruppo coordina una serie di iniziative come il Limes Club di Pordenone, Udine e Venezia, da parecchi anni, dal 1996, ed è collegato alla rivista di geopolitica Limes. Ediatore del 25esimo corso di geopolitica, quest'anno appunto il 25esimo corso dell'Associazione Storia, e per longevità è uno dei più antichi d'Italia, sicuramente il primo a livello interregionale. Infine è anche presidente della sezione regionale del Friuli Venezia Giulia della SOCINT, la Società Italiana di Intelligence. Quindi se lui è pronto gli passo subito la parola. Ti ricordo che devi allargare a tutto schermo le tue slide. Io spero di averle allargate. No. No. Adesso sono allargate a tutto schermo? No, devi schiacciare il quadratino sotto in basso dove c'è anche l'ingrandimento. Appena a sinistra c'è un quadratino che ti allarga lo schermo. Io ho ancora a destra. Visualizzazione normale, sequenza ancora, diapositive. quello dopo ancora. Questo qui. Sì, clicca. Presentazione. Oh, ecco qua, finalmente. E poi puoi scorrere con le benissimo, benissimo. benissimo. Chiedo scusa, ma la preoccupazione di utilizzare un po' le slide, così mi ha un po' focalizzato il pomeriggio. Allora, il tema, grazie infinite per la presentazione a padre Luciano e per l'invito, grazie all'Ordine dei giornalisti che mi consente questa riflessione collettiva insieme a voi. Diciamo, questi appuntamenti io li vivo sempre come una possibilità di confrontarmi con noi, come una possibilità tra di noi di discutere e anche un po' di fare il punto, diciamo, di vedere i cambiamenti che si stanno verificando. E tra l'altro, proprio a causa di almeno due fattori che incontreremo, uno è sicuramente il Covid, l'altro è anche la nuova presidenza Trump, abbiamo un'accelerazione nei cambiamenti del mondo. L'accelerazione nei cambiamenti del mondo si ripercuote in una maniera immediata nel nostro tema, nei social media e diritto, applicato poi anche all'attività un po' giornalistica, alla libertà di manifestazione e pensiero, a tutti i temi che sono sempre dietro l'attività giornalistica. Allora, vediamo perché non va. Prova anche con il mouse, girando la rotella. Ah, perfetto.
girando la rotella, benissimo. Puoi collegare anche il tuo video, il tuo scritto, così Sì, ti vediamo? sì, quello però adesso non sto riuscendo a farlo. Allora, intanto andrei avanti con le Sì. slide perché è la cosa più importante, diciamo, si può seguire bene il discorso. E diciamo che inizio con riferimento ovviamente alla libertà di manifestazione del pensiero, all'articolo 21 e alle interpretazioni che sono date dall'articolo 21, pietra angolare dell'ordine democratico. Teniamo presente questo aspetto con riferimento ai social media, con riferimento alla libertà di manifestazione del pensiero, con riferimento a quello che è accaduto per esempio a Biden, no, più che a Biden, anche a Biden, a Hunter Biden, ma soprattutto a Trump. Faremo qualche riflessione su questo, ovviamente con sullo sfondo un'altra Costituzione, non necessariamente la nostra. Poi anche altre sentenze della Corte Costituzionale ci dicono che tutti hanno diritto di accesso all'informazione, quindi anche, non so, i richiedenti asilo, le associazioni. Poi deve essere conforme a Costituzione, cioè è ritenuto conforme a Costituzione il finanziamento di contributi finanziari statali per l'acquisto di computer per la diffusione tra giovani e famiglie di una cultura informatica. Ecco qui che già nel 2004 inizia a mettere piede nelle sentenze della Corte Costituzionale questo ambito della cultura informatica, del fatto che ormai l'informazione passa anche attraverso i computer e diventano degli strumenti indispensabili per informarsi. Sapete che la nozione della Corte Costituzionale di informazione è triplice: diritto a informare, informarsi, ad essere informato, e poi c'è una nozione di cultura che tra l'altro è onnicomprensiva. Tra l'altro questa nozione di cultura della Corte Costituzionale è molto attrezzata, la possiamo collegare anche alla nozione di cultura che troviamo nei documenti dell'UNESCO con la diversità culturale. Quindi noi avremmo un apparato giuridico veramente estesissimo che ampia in maniera, potremmo dire, ci pare estremamente garantista sia a tutti gli ambiti dell'informazione, sia a tutti gli ambiti della libertà di manifestazione del pensiero, sia la nozione di cultura. Quindi veramente siamo molto attrezzati come paese, poi vedremo anche un po' in ambito europeo. Qui dal punto di vista giuridico anche la struttura pubblica dell'informazione viene considerata, i mezzi di comunicazione sono servizi pubblici o comunque di pubblico interesse, sono destinati a soddisfare l'interesse generale dell'informazione nel rispetto del principio del pluralismo delle fonti di informazione che tutela la completezza, la correttezza, la continuità dell'attività informativa, l'obiettività e l'imparzialità delle notizie. Quindi vedete di quanti ambiti giuridici si arricchisce la nostra così disciplina giuridica applicata alle nuove tecnologie e a internet e all'informazione su internet. Ecco, teniamo due soggetti di riferimento che sono due grandi autori di diritto pubblico che hanno avuto entrambi poi dei ruoli nelle autorità amministrative indipendenti che governano il settore, come l'Agcom, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, oppure l'Autorità garante della riservatezza dei dati personali. Vediamo Pitruzzella che descrive la libertà di informazione nell'era di Internet con questi caratteri. Intanto con la decentralizzazione ovviamente dell'informazione, sono tutti concetti che abbiamo abbastanza ben presente, i mezzi di informazione sono a disposizione di una notevole parte della popolazione mondiale, c'è il problema di quelli che non sono connessi, ma tenete presente che in Africa, per esempio, si sta cercando di creare ormai con lo smartphone, perché c'è stato un passaggio dal PC ormai allo smartphone, col passaggio allo smartphone si
ormai si offrono servizi bancari attraverso lo smartphone, e in Africa, dove non ci sono infrastrutture diciamo bancarie avanzatissime, dove praticamente ecco, si può fare ricorso proprio a questa minima struttura, tutto sommato, che è quella di uno smartphone, che comunque ha un costo tutto sommato basso, se uno non va certo a cercare gli ultimi modelli, con delle notevoli potenzialità, e anche la connessione, pur essendo problematica ovviamente in certe zone dell'Africa, comunque può essere assicurata con delle stazioni radiobase, con un miglioramento, ecco, e quindi addirittura si offrono ormai servizi bancari di pagamento, e si cerca di supplire alla mancanza di infrastrutture in Africa con smartphone e connessione internet. Quindi di qui ovviamente, se addirittura viene utilizzata per questo, a maggior ragione per l'informazione, con una grande problematica, cioè di una globalizzazione dei flussi di informazione, che ha dei vantaggi, come sappiamo, per quanto riguarda per esempio il fatto che un'informazione può essere diffusa in poco tempo, immediatamente, e anche i regimi totalitari hanno delle difficoltà, anche se su questo vedremo che c'è un altro problema. C'è vero che c'è la globalizzazione dell'informazione, ma c'è anche la balcanizzazione di internet, cioè l'influenza della sovranità degli stati, o almeno delle grandi potenze, su internet, e quindi anche sugli aspetti poi dell'informazione. Vedremo. E un'altra informazione, altre caratteristiche, diciamo, sono individuate da pizzetti, con l'informazione fai da te. Gli utenti dei social media si informano uno con l'altro, quindi il meccanismo dei post, questo ovviamente dà origine a tutta una serie di problematiche. Da un lato quella di una diffusione attraverso il post di fake news, dall'altro lato anche l'autoreferenzialità degli algoritmi, quindi una sorta di autoripetizione dei propri interessi, e quindi l'esatto contrario di quelle nozioni di cultura così aperta, come per esempio, non so, la Convenzione europea sulla diversità culturale dell'UNESCO, le due convenzioni di Parigi dei primi anni 2000, per esempio, che sono straordinarie e culturalmente molto attrezzate. Invece quello che sta accadendo attraverso i social media è una completa autoreferenzialità. Poi c'è anche un problema, diciamo, della tutela del software e diciamo, della tutela del software, delle app, che sono la nuova ricchezza per certi versi, con anche una problematica relativamente all'acquisto di un software, con questa sentenza che vedete della Corte di Giustizia del 2012. Si pone il principio dell'esaurimento, cioè l'opera digitale, il software digitale che si acquista, in pratica comporta un acquisto permanente, mentre in realtà, secondo l'interpretazione invece negli Stati Uniti, è molto più problematico questo aspetto, cioè della diciamo completezza della completezza dell'acquisto. Ecco, l'ambito che emerge, e che è un po' anche il punto di riferimento di alcuni ragionamenti che faremo oggi, e che hanno un immediata collegamento con quello che sono diventati i social media oggi, è la nozione di sovranità digitale. È una nozione che noi in maniera un po' nazionalista riconduciamo dal punto di vista giuridico a Vincenzo Zeno Zenkovic, che in una
pubblicazione in diritto dell'informazione e l'informatica parla di questo concetto nel 2015 tra i primi, ecco. E qual è il fondamento di questa sovranità digitale? Beh, sarebbe questa sentenza, la sentenza Google Spain, dove della Corte di Giustizia, dove si ritiene inammissibile che il Consiglio dell'Unione Europea, in un trattato con gli Stati Uniti, abbia praticamente ceduto il Consiglio dell'Unione Europea nell'ambito degli accordi in questo trattato, praticamente la sovranità digitale di chi? Degli Stati membri dell'Unione Europea. E questo la Corte di Giustizia dice non lo poteva fare il Consiglio dell'Unione Europea. Perché? Perché gli Stati membri dell'Unione Europea sono stati sovrani. Vedete, qui c'è un ragionamento dietro da fare, che è un ragionamento che spesso le istituzioni europee sfuggono, e cioè che cos'è l'Unione Europea. L'Unione Europea non è, da un punto di vista giuridico, né uno Stato federale né una confederazione di Stati. Peraltro questo aspetto emerge anche da recenti sentenze, già quando si è voluto avviare il fondo salva stati. A un certo punto, se vi ricordate, nel 2011-2012 ci siamo bloccati tutti in attesa della decisione del Tribunale Costituzionale tedesco, che ha affermato che la Germania non era chiaro come la Germania avrebbe dovuto versare per questo fondo salva stati circa 80 miliardi, dato che il Parlamento, il sovrano, che è il popolo tedesco, in forma rappresentativa, quindi il Parlamento, aveva deciso solo per una somma intorno ai 60 miliardi di euro, e invece il fondo salva stati poi ha richiesto un impegno di 80 miliardi. Quindi poi però i tedeschi sono tedeschi, e quindi la decisione del Tribunale Costituzionale tedesco è stata molto veloce, e così è stato molto veloce il Parlamento tedesco a deliberare poi la dotazione da parte della Germania di 80 e rotti miliardi per questo fondo salva stati. E quindi qui questa sentenza della Corte di Giustizia quindi riconosce, attenzione, vedete, è una sentenza particolare perché dice no, il Consiglio dell'Unione Europea non poteva accordarsi con gli Stati Uniti per ridurre la tassazione, per consentire il trasferimento dei dati personali dei cittadini europei che si servono dei servizi delle grandi companies, delle grandi società dell'informatica degli Stati Uniti. E quindi è stato bloccato questa adesione a questo trattato a causa di una sentenza della Corte di Giustizia. Vedete, l'Unione Europea intergovernativa era disponibile a vendere già i dati personali e la possibilità di tassare questi ambiti, e invece è stato un organo giurisdizionale dell'Unione Europea che ha bloccato questo profilo. Quindi sono soggetti, quindi, con questa sentenza, alla disciplina europea e degli Stati membri. Vedremo che in realtà è stata riaffermata la sovranità degli Stati membri dell'Unione Europea per quanto riguarda la tassazione. Quindi è stata riaffermata la possibilità di tassazione delle grandi società dell'informatica per i servizi offerti in Europa, per il fatturato realizzato in Europa nell'ambito degli Stati membri. Poi i diritti della proprietà intellettuale. Ogni Stato membro ha una diversa disciplina del diritto d'autore, anche se sotto un certo profilo l'Unione Europea ha cercato fin dagli anni 90 una politica di cosiddetto ravvicinamento delle legislazioni
per quanto riguarda il diritto d'autore e per esempio ha stabilito che la disciplina del software e della banca dati ricada sotto la disciplina del diritto d'autore. Infatti la nostra legge sul diritto d'autore è stata integrata in questi anni, verso la fine degli anni 90, nella seconda metà direi degli anni 90, da una normativa che ha ricondotto sotto la tutela del diritto d'autore anche la proprietà intellettuale rappresentata dal software e dalla banca dati, che non hanno, quindi il software non ha tutela, per esempio dal punto di vista giuridico secondo la disciplina dei brevetti, ma ha disciplina secondo la normativa relativa al diritto d'autore. Ed ecco però, dopo aver introdotto, dopo aver ribadito ambiti di, come dire, influenza della sovranità degli Stati membri e quindi il dispiegare gli effetti da parte degli Stati membri sulla tassazione anche nelle società che diffondono servizi di social media e nei diritti della proprietà intellettuale, ambito quindi sempre disciplinato ancora tuttora dagli Stati membri. Ecco, il trattamento dei dati personali invece, come sappiamo, a partire dal regolamento del 2016 entrato in vigore nel 2018, il regolamento dell'Unione Europea sul trattamento dei dati personali, è una disciplina di forte influenza europea, che ha una fortissima influenza europea, tant'è vero che è stata realizzata con regolamento europeo, e i regolamenti europei, a differenza delle direttive, non hanno bisogno di atti di recepimento da parte dell'ordinamento per entrare nel diritto degli Stati membri. Entrano immediatamente i regolamenti dell'Unione Europea, e il regolamento dell'Unione Europea del 2016 relativamente alla disciplina dei dati personali ha avuto un'entrata differita stabilita dallo stesso regolamento europeo dal 2016 al 2018 ed è stato raccordato nel nostro ordinamento con decreto legislativo. Ecco, per non parlare dell'onnipresente disciplina della concorrenza. Ovviamente anche la disciplina della concorrenza europea entra nel settore della sovranità digitale e influenza il diritto relativo alle comunicazioni informatiche. Anche se sotto questo profilo ci sono dei problemi. Ecco, vediamo un po' di conseguenze giuridiche della sovranità digitale. Le transazioni informatiche sono sottoposte a uno spazio digitale dell'Unione Europea, regole della concorrenza e dati personali, ve l'ho già detto, e alla sovranità degli Stati membri che tassano le attività informatiche. Qui c'è il problema un po' del commercio elettronico diretto. Nel commercio elettronico, il commercio elettronico diretto cos'è? Il commercio elettronico diretto è l'acquisto attraverso pagamento anche elettronico di un bene che sia trasferibile attraverso internet. Quindi per esempio l'acquisto di un software, l'acquisto di un file musicale o di più file musicali o di un libro e così via. E capite che questo un po' sfugge un po' ai controlli perché non c'è l'elemento di materialità. Cioè, teniamo presente un aspetto. Iniziamo un po' a accennare per esempio anche a qualcosa di connesso ai social media. C'è una grande società dell'informatica come Amazon che però trasferisce dei beni fisici anche, e quindi trasferendo dei beni fisici è facilmente tassabile. Nel momento in cui si volesse tassare Amazon, basta tassare ogni pacco ed è finita e non ci sono problemi. C'è una consegna materiale, quindi c'è un aspetto molto più facile da controllare. Poi c'è un altro problema, il coordinamento europeo relativamente all'arbitraggio fiscale. Perché? Perché sappiamo che Cipro, per esempio, oppure altri
paesi quali l'Irlanda, per esempio, hanno una tassazione molto più bassa per le società. Pensate che sulla base di questa differenza di tassazione, mentre il nostro paese dal 2012 in poi ha iniziato ad avere delle difficoltà pazzesche sul versante del PIL, praticamente l'Irlanda lo ha raddoppiato. Ecco, quindi c'è questo problema che sappiamo, e qui è un elemento di novità, sullo sfondo c'è l'idea di Biden, recentissima, di una tassazione al 21% dei profitti di tutte le società americane, ma anche la proposta di rendere globale questa tassazione, che producono redditi all'estero, fatturato all'estero attraverso l'offerta di servizi all'estero. E quindi ecco, ha poi applicazione sulla proprietà intellettuale. Allora capite un po' questi problemi che si verificano a livello di sovranità digitale, cioè ambiti di disciplina degli Stati membri e ambiti di disciplina per quanto riguarda il nostro territorio europeo da parte dell'Unione Europea. Ecco, poi troviamo una serie di atti normativi, per esempio relativi, eccolo qua, all'adeguamento alla normativa sulla protezione dei dati, quindi questo decreto legislativo del 2018 che si raccorda col regolamento europeo del 2016, poi vediamo una normativa per un livello comune di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi dell'Unione. Già nel 2016 si parla di questo argomento. Su questo anche vedremo qualcosa anche più avanti. Quindi la cyber security, ancora conseguenze giuridiche, ecco, della sovranità digitale. Ecco qui. Attenzione, qui iniziamo a vedere come sia a livello europeo, per certi versi, sia a livello di Stati membri, entra in crisi un concetto base nelle comunicazioni elettroniche dell'Unione Europea. L'Unione Europea pensava e applica, l'Unione Europea ha come assioma la concorrenza, ritiene che applicare la concorrenza a qualsiasi settore sia fenomeno di efficienza, è terrorizzata dalla protezione dei mercati, soprattutto dei mercati da parte degli Stati membri, e cerca eventualmente di sostituire aiuti in alcuni settori in crisi, aiuti europei rispetto agli aiuti degli Stati membri, in modo da avere un controllo pieno della disciplina della concorrenza. Che problemi però ci sono qui? E il problema è che, tra l'altro, proprio nel settore delle comunicazioni elettroniche è stata applicata al 100% questa regola, questo assioma, questa religione della concorrenza. Tenete presente che c'è qualche dubbio che sia realmente vero che concorrenza è sempre efficienza. Pensiamo, per esempio, proprio nel settore delle comunicazioni elettroniche, ai danni che si creano quando falliscono delle società che offrono servizi di comunicazione elettronica, bloccano per un breve periodo anche, ma intere imprese che rimangono senza servizio magari, o che devono passare ovviamente ad un altro operatore e così via. Ovviamente l'Unione Europea ha cercato di avviare al massimo la velocizzazione di questi cambi di operatore. Però pensate per esempio a cosa vuol dire che ciascun operatore di comunicazioni elettroniche può in ciascuno Stato membro porre una rete di cablatura fisica, spaccando le strade e anche per la manutenzione, per l'installazione e la manutenzione di una propria rete di comunicazioni, magari a fibra ottica, ecco. Quindi pensate che inefficienze crea questa idea
della concorrenza. Ecco. E peraltro ci si è iniziati a rendere conto che proprio nel settore delle comunicazioni elettroniche l'idea della concorrenza europea è stata un po' così critica. Perché? Perché per esempio se facciamo un po' il punto per quanto riguarda le società hardware per esempio telefonini, mettiamola così, smartphone, e solo Nokia e Ericsson sono ancora in piedi, e per quanto riguarda le reti di comunicazione elettronica, anche qui solo Nokia ed Ericsson boccheggiano, a fronte invece delle società americane e cinesi che spadroneggiano con prezzi bassi, molto più efficienza, molto migliore tecnologia, e quindi sarebbero in grado di invaderci completamente. Sotto questo profilo ci sono state, l'abbiamo visto, scusate, torno un attimo indietro, già a partire da questa direttiva del Parlamento europeo del 2016, riflessioni sul versante della sicurezza, no? Sul versante della sicurezza delle reti. Allora, che problema si è posto? Si è posto ovviamente il problema del 5G. La riflessione che è stata fatta a livello di Unione Europea da parte dei documenti ufficiali è questa. Bisogna far sì che il cuore sia, per esempio, di un ipotetico 5G. Tenete presente che sul 5G dovrebbe passare la nostra vita oltre i social media, ma dovrebbe passare addirittura l'Internet of Things, addirittura le automobili, la circolazione delle automobili e così via. Di fronte però al fatto, alla possibilità che tutta la tecnologia 5G sia per esempio di dominio cinese, ci si è posti un po' il problema sul versante della cyber security, e quindi ecco che si è manifestata una preferenza perlomeno per società occidentali, diciamo, ma si è iniziato piano piano a porre un ragionamento di avere sia hardware che software europeo. Tenete presente che i problemi sono di avere un cloud europeo, cioè di grandi stoccaggi di dati. Un altro problema è di avere microprocessori europei, anche qui siamo nei guai perché praticamente condividiamo un po' di tecnologia con gli Stati Uniti, ma alcuni paesi, sostanzialmente la Germania e così via, però non siamo molto avanzati sulla produzione di microprocessori. Inoltre si è capito che bisogna avere dei mega computer, e su questo versante c'è stato nella precedente legislatura un bando europeo che abbiamo vinto come Cineca, come soggetto pubblico connesso a dei privati a Bologna, per fare un mega computer che stiamo realizzando, che abbia una elevatissima capacità di calcolo e una elevatissima capacità di stoccaggio di dati, perché anche qui poi si innesca il meccanismo dell'intelligenza artificiale. Tutti i servizi di social media passano attraverso algoritmi che applicano l'intelligenza artificiale, che si modificano con l'intelligenza artificiale. Per far funzionare l'intelligenza artificiale serve una quantità di dati mostruosa, e quantità di dati mostruosa che viene gestita da computer con una capacità di calcolo altrettanto mostruosa. Tenete presente che ormai qui c'è un cambiamento della realtà, nel senso che ormai anche dal punto di vista scientifico, io sono un docente universitario, nell'ambito della ricerca scientifica ormai in alcuni settori, come dire, prevale l'aspetto quantistico, cioè non si arriva più, non si pretende più, ovviamente questo è per una finalizzazione di carattere economico delle scoperte, ad una spiegazione e una razionalizzazione attraverso, per esempio, una formula, una comprensione dei passaggi, come dire, spendibile passaggio per passaggio attraverso un'esposizione
estrinsecabile nel mondo esteriore attraverso un disegno, una formula, una conferenza, dei segni grafici, quello che volete. Ma ormai è importante il risultato, cioè in molti settori si sa, e in particolare poi addirittura in quelli che comportano il comportamento umano, il nostro comportamento nelle reti, nei social media e così via, come dire, si hanno dei risultati che sono già verificati, indipendentemente da una riconduzione a formule, a una comprensione, a qualcosa. E semplicemente il macinare tutti i dati, tantissimi, riescono a, per certi versi, quasi a prevedere con un'esattezza molto superiore di quello che potrebbe fare l'Istat, di quello che potrebbe fare la conoscenza scientifica di uno Stato membro, del comportamento dei propri cittadini sulle reti. Quindi capite che ormai è più della realtà questa roba, non interessa più una spiegazione razionale scientifica, ovviamente a noi studiosi sì, ma per le applicazioni economiche della ricerca ormai non interessa più, si capisce il fenomeno e, come dire, si sfruttano i meccanismi dell'intelligenza artificiale. Ecco, capite che queste accelerazioni sono delle accelerazioni di carattere mostruoso e che però hanno visto, quello che volevo dirvi era questo, che nella precedente legislatura siamo riusciti a vincere addirittura un bando europeo che però siamo arrivati primi noi, secondi i tedeschi, terzo un piccolo paese europeo, ancora più piccolo, diciamo, della Spagna, diciamo. Però c'erano in ballo 800 milioni di euro per questo computer. Adesso si è già stabilito nella nuova legislatura invece circa 8 miliardi di euro per dei bandi che abbiano a che fare con un supercomputer e con grande capacità di calcolo e con un software, diciamo, con una grande capacità di gestione dei dati. E qui si vedrà se invece a livello dell'Unione Europea vinceranno altri paesi, guarda un po', Germania e Francia. Ecco qui perché sempre nelle regole della concorrenza un po' europea c'è stata una grande capacità sia della Germania sia della Francia di proteggere i propri giganti economici. La Germania, per esempio, pensiamo alla Deutsche Bank, per esempio, che è partecipata in misura straordinaria da soggetti pubblici locali, oppure pensiamo anche a società come la Renault e così via, oppure pensiamo al comportamento anche della Francia, per esempio nei cantieri dell'Atlantico Fincantieri, cioè nella capacità di bloccare poi quando attraverso le regole della concorrenza siano gli italiani a diventare padroni, diciamo, di certe società. Pensiamo a quello che è successo con la Fiat, dove con la nuova società molto probabilmente il controllo è passato alla Francia e ne vedremo delle conseguenze anche sulla produzione automobilistica italiana. E quindi ecco, qui c'è sempre stato, per quanto riguarda la concorrenza, da un lato questa differenza, un po' questa capacità in diverso modo di Francia e Germania di proteggere i propri campioni nazionali, dove? Ma nell'ambito della giurisdizione, nell'ambito delle sentenze, quindi, come dire, non è un aspetto tanto concreto, ma tanto corretto, diciamo. Ma addirittura c'è qualche sospetto, io ho sempre qualche sospetto su questo. Sospetti, come dire, giustificati anche dal mio amico e collega, per esempio, Maurizio Maresca, che ha scritto un libro proprio recentemente, La Nuova Europa, dove un pochino evidenzia questi aspetti, soprattutto con riferimento alla Francia, alla concorrenza di Francia. Ma il tema della concorrenza nelle nuove tecnologie è
disastroso perché consentire in Unione Europea, perché consentire a qualsiasi operatore, anche extracomunitario, di entrare nel nostro mercato con gli stessi diritti di una società che ha sede nell'Unione Europea, crea delle distorsioni. Cioè, ma è possibile credere che una società, per esempio cinese, come Huawei, non sia supportata in tutto e per tutto nella penetrazione ai mercati, nel rimanere sul mercato, nell'avere 1000 vantaggi all'interno, all'esterno, nell'avere tutte le possibilità diciamo di sostegno dello Stato cinese, e poi questo soggetto concorre liberamente con i nostri con le nostre Nokia, Ericsson. Ma le nostre Nokia, Ericsson possono partecipare a bandi della Repubblica Popolare Cinese per la dotazione delle infrastrutture? C'è una reciprocità? No. Vedete come queste asimmetrie sono completamente a svantaggio della sovranità digitale dell'Unione Europea e degli Stati membri, ma soprattutto sono a svantaggio anche della sicurezza delle comunicazioni elettroniche. Pensiamo alle comunicazioni elettroniche anche esposte alle influenze di stati esteri come la Russia. Ma qui accenniamo solo, ne parleremo un pochino più avanti. Ma adesso, ecco, la riflessione che volevo richiamare quindi era questa. Siamo sicuri quindi che questa nozione di concorrenza applicata alle comunicazioni elettroniche sia sopportabile dai cambiamenti nel mondo digitale? E infatti sia a livello europeo sia a livello italiano poi è stata introdotta una normativa sul cosiddetto Golden Power, cioè Golden Share, Golden Power, cioè la possibilità per i soggetti pubblici, in particolare il governo, di impedire l'acquisizione da parte di soggetti stranieri di ambiti relativi a settori strategici che hanno a che fare con la sicurezza e l'ordine pubblico. Tra l'altro, pensate che il COPASIR, l'organismo di controllo l'organismo di controllo sui mezzi di comunicazione, sui servizi di informazione nel nostro paese, raccordo parlamentare, nel documento del 5 novembre 2020 allarmato il paese sul versante dell'ingresso di nuovi operatori fintech nei settori bancari e assicurativi. Cioè fra un po', dice questo rapporto, tutti i servizi bancari e assicurativi saranno dati da società connesse alle grandi società dell'informatica, con la conseguenza che le nostre banche saranno messe in forte difficoltà, le nostre assicurazioni saranno messe in forte difficoltà. Tutto si farà con le app, come in Africa, piano piano, e quindi pensate che... Allora, ecco qui che la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha cercato, con una nuova sentenza, di stabilire un nuovo scudo della privacy, eccola qui la sentenza del 16 luglio del 2020, dove ha bloccato un po' il fatto che la normativa, diciamo, ha stabilito che la normativa sui dati personali dei cittadini europei si applica anche alle società dell'informatica, che quindi non possono trasferire i dati personali, tra l'altro in cloud negli Stati Uniti, e trattenerseli senza
mantenere le garanzie dei dati personali presenti nel territorio europeo, presenti secondo le regole della sovranità digitale. Qui vedete si inizia a applicare una regola che anche qui inizio ad andare verso i profili evolutivi sui quali poi farei le conclusioni. Cioè qui, per esempio, per proteggere i dati personali ci sarebbe una tecnologia che non è quella che viene che viene realizzata attualmente, che rappresenta per certi versi una mistificazione della tutela dei dati personali. Cioè ormai il refrain è questo: nel momento in cui un soggetto liberamente decide di cedere i propri dati personali per ottenere in cambio un servizio relativamente alle comunicazioni elettroniche, vabbè, sono fatti suoi, cioè è lui stesso che si condanna a cedere i propri dati personali. Ma non è accettabile questo tipo di ragionamento. Perché? Perché nell'urgenza di ottenere questi servizi, spesso per accedere a una conferenza, per accedere a una forma di informazione, bisogna accedere alla piattaforma di Facebook, se no non si può accedere e si aderisce quindi di corsa. Oppure a Google, pensiamo ai servizi Google Maps e così via. Sono perduto in mezzo al traffico, mi scarico attraverso lo smartphone il programma Google Maps e cerco di uscire dal traffico, cerco di trovare un percorso e così via. E accetto che mi si controllino tutti i miei dati personali. Ecco, ma è accettabile che un ordinamento del tipo che abbiamo visto prima, cioè del tipo che abbiamo visto relativamente alla libertà di manifestazione del pensiero, le garanzie relativamente alla cultura e così via, accetti questo tipo di... No, non è accettabile. Tant'è vero che nel nostro codice civile ci sono già dal 1942 delle regole che proteggono, cercano di proteggere i cittadini da delle firme eccessive, da un modo eccessivo di rincorrere la sottoscrizione di contratti che sono predisposti da un solo offerente. Infatti, che cosa accade? Accade che, diciamo, adesso facciamo un passo avanti, ecco qui facciamo un passo avanti, che è questo, ecco. I social media sono soggetti privati, ai social media si accede con un click, ma si fa un contratto con click? Sì, si può fare un contratto con click, lo dice per esempio il codice dei consumatori, ma il nostro ordinamento nel codice civile prevede per esempio la doppia sottoscrizione per le clausole che siano eccessivamente a vantaggio di chi le ha predisposte, cioè del contraente forte. Pensate a quando andiamo a acquistare un'auto o quando facciamo un contratto di conto corrente bancario, certo non possiamo negoziare tutte le clausole. E allora però dobbiamo sottoscrivere con una doppia firma le clausole più pesanti e quindi c'è una doppia sottoscrizione ai sensi dell'articolo 1341 del Codice Civile e poi c'è anche una sottoscrizione ovviamente ai sensi della privacy. Tra l'altro adesso le sottoscrizioni avvengono, non so se vi è capitato, in un modo ridicolo, nel quale addirittura anche in banca vi fanno firmare su un pad, su un tablet, su un riquadretto, dove voi non vedete assolutamente quello che vi fanno firmare. Poi vi viene rilasciata copia. Dovrebbe venire rilasciata copia, ma se non si è un po' insistenti non vi viene neanche rilasciata copia, quindi chissà che cosa avete firmato. Ma a parte questo fatto, il nostro codice civile, a causa dell'introduzione di normativa europea, ha stabilito non solo che ci siano una doppia sottoscrizione delle clausole vessatorie, ma addirittura alcune clausole vessatorie, cioè con un vantaggio solo per chi le ha predisposte, siano nulle perché troppo gravose. E questa regola qua è una regola che c'è
nel nostro codice civile e che è una conseguenza del diritto europeo. Quindi il diritto europeo ha tutte le possibilità per dire non si applica assolutamente alla protezione dei dati le regole dei contratti stabiliti tra questi privati, ma si applica il diritto europeo, e il diritto europeo, per esempio, può imporre anche una tecnologia di tipo, diciamo, blockchain, o comunque una tecnologia che crea, diciamo, che blinda i nostri dati da un punto di vista tecnologico, e ogni volta che venissero utilizzati, ci sia una richiesta di utilizzazione da parte del soggetto che ci ha offerto il servizio gratuito di social media, serva un esplicito consenso. Quindi ci sarebbe questa tecnologia, c'è la tecnologia e ci sarebbe la possibilità di disciplina. Allora torno ancora un attimo indietro e poi adesso guardo l'orologio e cerco poi di concludere nei prossimi 10 minuti in modo da poter fare anche poi una discussione, 10 minuti, un quarto d'ora. Allora, un po' l'abbiamo già visto, ma adesso lo vediamo un po' meglio. Che cosa è accaduto nel mondo? Che cambiamenti si sono verificati nel mondo? Abbiamo già accennato cose recentissime, Covid-19, marzo 2020, digitalizzazione della vita degli individui. Avete visto, lo stiamo già facendo peraltro, lo stiamo vivendo proprio in questo momento. Cioè iniziamo ad avere una sorta di personalità digitale. Siamo presenti in più riunioni a volte e comunque abbiamo una personalità digitale, cioè ci presentiamo e siamo in collegamento attraverso le piattaforme nei periodi di lockdown in questo modo. Addirittura pensiamo a un concetto molto più articolato di cittadinanza digitale. Cittadinanza digitale passa, per esempio, attraverso alcuni paesi nordici che hanno ormai trasferito tutti i documenti ufficiali in forma elettronica, e quindi ormai c'è un modo di vivere, almeno i rapporti con la pubblica amministrazione, completamente in modo digitale. Ma il concetto di cittadinanza digitale cerca di soddisfare addirittura chi la sovranità non la può ottenere, come per esempio i miei amici catalani che diciamo un pochino ingenuamente hanno cercato nel 2017 di fare il referendum sull'indipendenza, hanno trovato il volto duro di un governo dell'Unione Europea che ha pestato per strada donne di 50 anni che andavano a votare, spaccando la testa ad altri, distruggendo le urne e così via, a un popolo quale quello catalano pacifico che andava a votare. Però ecco, c'era il tema della sovranità spagnola ed è stata imposta dalla Guardia Civil, che è entrata militarmente, e fino a che a un certo punto la Merkel non ha telefonato a Rajoy e gli ha detto: ma stai vedendo cosa guardate che vediamo in tutto il mondo verso le ore 12, quello che state facendo a Barcellona, nelle altre città, nella città di Puigdemont per esempio, anche a Girona e così via. Cioè questa violenza che state utilizzando. Allora si è un po' bloccato lì, però intanto c'era stato diciamo il tentativo di impedire questa sorta di voto in diversi modi. Tra l'altro il voto di quel giorno, dell'ottobre del 2017, è avvenuto in Catalogna attraverso il censo digitale, cioè si sono affidati a degli hacker. C'è stato anche Puigdemont che è andato in visita a questi hacker dicendo: guardate, noi ci affidiamo a voi perché da qualsiasi postazione elettorale
dovrà essere possibile verificare se uno ha già votato o no, e quindi la corrispondenza al censo digitale, consentendo poi di votare una sola volta anche in un altro seggio, se non si era riusciti a votare nel proprio seggio. E tutti questi aspetti, vedete, hanno poi dato anche adito al tentativo di costituire una sorta di cittadinanza digitale per i catalani in esilio, per chiunque si senta catalano, con l'adozione di qualche sorta di documento, così e così via, per cercare di avviare una modalità di esistenza digitale catalana che non è consentita ancora in forma reale. Tenete presente che però questa esistenza, che ormai iniziamo ad avere una sorta di second life che stiamo avendo come forma di digitalizzazione del nostro modo di comunicare, per esempio, e si sta spingendo avanti su questo versante della città digitale. Ecco, tenete presente che dal punto di vista giuridico, ecco, ci sono delle pezze d'appoggio che ci fanno capire che stiamo andando in questa direzione. Per esempio, il reato di chi crea un account di posta elettronica usando un nome altrui, fingendosi tale persona, oppure il reato di chi ha creato e utilizzato su un social network un profilo che ritrae l'immagine di un'altra persona e con tale falsa identità ha usufruito dei servizi del sito. Oppure anche qui il reato che diciamo, con ripetuti post si possa commettere reato di molestie nella pagina Facebook di un terzo con ripetuti post negativi. Quindi capite che ormai siamo a un ambito di una vita digitale. Ecco, quindi il mondo è sempre digitale, noi stiamo andando verso un'esistenza digitale, la comunicazione è sempre più digitale, tant'è vero che l'attività giornalistica, su questo rinvio a dei bei seminari che abbiamo fatto con anche un collega proprio dell'Ordine dei giornalisti del Friuli Venezia Giulia, Lillo Scoppelliti, dove abbiamo fatto delle riflessioni sul fatto che ormai tutta l'attività, per esempio di ufficio stampa, ormai può essere fatta attraverso lo smartphone e quindi tutto attraverso i social media. Poi addirittura c'è un concetto che abbiamo approfondito un po' sempre in altri seminari, diciamo, di digital diplomacy, cioè un modo di essere degli stati ben voluti, ben considerati su internet. L'economia è sempre più digitale, cioè ormai il mondo è sempre più digitale perché? Perché l'economia è sempre più digitale, abbiamo una capitalizzazione in borsa mostruosa di Google, Facebook, Amazon, Apple, Microsoft, con un aumento da 4.967 miliardi nel 2016 a 6.700 miliardi nel 2021. Ecco, il fatturato, gli ultimi dati disponibili che riguardano l'economia, cioè queste società americane che non hanno ancora pronti i bilanci del 2020, hanno comunque aumentato di 100 miliardi in più dal 2018 al 2019 il proprio fatturato. Si fa il calcolo che 2 o 3 società dell'informatica di queste hanno più o meno il PIL della Germania. Tra l'altro, quello che sta accadendo inoltre, oltre al fatto che l'economia è sempre più digitale, oltre che la comunicazione è sempre più digitale, la nostra esistenza è sempre più digitale, si scopre che per certi versi la disciplina antitrust si rivela totalmente insufficiente. Totalmente insufficiente perché? Perché, diciamo, vediamo le sanzioni cinesi ad Alibaba, recentissime, 2,8 miliardi di dollari per abuso di posizione dominanti, e il titolo sale in borsa del 10%, comunque non ha dei tracolli
è nell'ottovolante, ma poi si stabilizza e migliora. Ma altri casi passati, sanzioni giugno 2019 della Federal Trade Commission a Facebook, Federal Trade Commission che è una testa della autorità antitrust americana, l'altra è l'Antitrust Division del Dipartimento di Giustizia, attribuisce la Federal Trade Commission 5 miliardi per 8 votazioni sulla privacy dei consumatori a Facebook. Il titolo in borsa cresce in quell'anno la sua capitalizzazione di 82 miliardi di dollari. Sanzioni nel luglio del 2019 dell'Unione Europea a Google. Quindi vedete, non ci facciamo mancare nulla: Antitrust cinese, Trade Commission Stati Uniti, Commissione Europea. Quale autorità antitrust europea? 4,34 miliardi di euro per abuso di posizione dominante a Google, per abuso di posizione dominante del proprio sistema operativo Android. In borsa la capitalizzazione cresce di 81 miliardi in quell'anno. Ecco allora che è evidente a questo punto che serve una nuova disciplina antitrust. Ci sono proposte adesso di Biden per 21% di tassa globale, abbiamo accennato, e poi recentemente Lina Khan è stata posta alla guida della Federal Trade Commission, professoressa della Columbia University, giovanissima di 30 anni, ostile ai big tech. Ma veniamo a quello che è accaduto per i social media negli Stati Uniti e la deregulation. Lo facciamo in 3 minuti. 27 maggio del 2020, Trump posta, diciamo, delle falsità, siamo un po' generici, sul voto via posta alle elezioni presidenziali. Twitter fa un iperlink dove si ottengono maggiori informazioni sulle modalità di voto per posta, dove viene spiegato come in realtà si vota per posta e come ci siano comunque delle garanzie. Il 28 maggio del 2020 Trump, in risposta, emana un executive order per la prevenzione della censura online. Libertà di espressione sui social media è tutelata dal primo emendamento della Costituzione e cerca di imporsi con una sorta di decreto legge, diciamo, mettiamola molto, molto a spanne larghe. Quindi inizia una problematica se i social media siano editori o non siano editori. Il 18 ottobre del 2020, a 3 settimane dalle elezioni presidenziali, Twitter e Facebook censurano un post di un articolo sul New York Post sulle mail segrete di Hunter Biden relativamente alla sua influenza sul governo ucraino. Facebook, Zuckerberg, interviene dicendo: non vogliamo essere arbitri della verità. Attenzione, ottobre 2020 dichiara di non voler essere editore Facebook, di non voler essere arbitro. Qui tenete presente che Facebook già si è presentato qualche anno prima col cappello in mano nel momento in cui è venuto fuori lo scandalo di Cambridge Analytica, cioè è venuto fuori che Facebook aveva venduto i dati personali per fare delle analisi elettorali. E si è presentato con il cappello in mano al Congresso e anche al Parlamento europeo, così cospargendosi un po' il capo di cenere e avendo paura di cosa? Del fatto che venga introdotta una nuova normativa antitrust vera, non l'applicazione della attuale normativa antitrust che, come abbiamo visto, è inefficace. Però ecco, ancora qui non vuole essere editore. Twitter invece fa rimozione immediata, dice un articolo che non rispetta la nostra politica stabilita nel contratto, una scarsa verifica delle fonti, questo articolo. Poi fondamentale è la sospensione del servizio Twitter a Facebook e da parte di Facebook e di Twitter a Trump dopo l'assalto del 6 dicembre o anche qualche giorno, anche un giorno prima, insomma, in connessione con l'assalto a Capitol Hill. Quindi qui si è posto in maniera
evidente a questo punto che addirittura l'uomo più potente della Terra, che era ancora in carica come presidente degli Stati Uniti e che avrebbe ceduto la propria carica il 20 gennaio o il 21 gennaio del 2021, viene alcuni giorni prima cancellato come possibilità di esprimersi attraverso Twitter e Facebook. Tenete presente che Trump di Twitter ha fatto una forma di comunicazione, di esistenza quasi della presidenza Trump, perché Trump comunicava decine di volte al giorno su Twitter, cioè quotidianamente teneva i contatti col proprio elettorato 17-20 volte al giorno. Quindi ecco che cosa ci troviamo di fronte. Modello degli Stati Uniti, autoregolamentazione dei social media come soggetti privati. Social media degli Stati Uniti però fanno il bello e il cattivo tempo ancora nel nostro paese. Ma è accettabile, per esempio, sotto il ragionamento del Golden Power, che siamo in mano ad Amazon, cioè Amazon che si serve anche, adesso sta migliorando molto probabilmente, ma si serve anche per la gran parte dei nostri corrieri Bartolini, cioè è possibile che questo soggetto sia così, cioè escluda così tutti gli altri soggetti dell'economia italiana, siamo tutti schiavi di Amazon. Comunque, autoregolamentazione dei social media come soggetti privati. In realtà, qui dietro, teniamolo ben presente, c'è anche un'altra riflessione. Nelle società che abbiamo visto dell'informatica, nei consigli di amministrazione siede sempre un membro del governo. E il membro del governo può chiedere quello che vuole e gli viene dato quello che vuole. E sostanzialmente a chi viene dato quello che vuole? Cioè Google, Facebook e company danno tutto quello che le società, le agenzie, scusate, della sicurezza, dell'intelligence degli Stati Uniti chiedono e lo danno automaticamente, cioè questo avviene sul versante di un patto non scritto, ma che in realtà è quello per il quale Zuckerberg si è presentato col cappello in mano al Congresso, cioè dalla sera alla mattina il Congresso, il Presidente degli Stati Uniti oppure la Federal Trade Commission. Come vedete non è vero del tutto che il Presidente degli Stati Uniti sia l'uomo più potente della Terra, possono intervenire modificando, interpretando in maniera diversa, applicando le regole che ci sono e che in parte non vengono applicate alle società dell'informatica e una volta per tutte dissolvono questi mega monopoli privati. Quindi c'è questa minaccia alla quale queste società corrispondono lasciando, cioè c'è un patto, voi arricchitevi, soggetti privati, però rispondete in qualche modo almeno alle agency dell'intelligence. Dall'altro lato, che sono tantissime negli Stati Uniti, dall'altro lato c'è il modello Cina che è un po' più totalitario, ma non è anche qui una grande differenza sulla base di quello che vi ho detto. Cioè differenza, sì, è meglio il modello degli Stati Uniti. Perché? Perché il modello cinese è veramente pervasivo, anche se quanto a pervasività pensiamo a quello che è accaduto con il caso Snowden, per esempio, con le rivelazioni di Snowden e con le capacità quindi attraverso gli smartphone di spiare da parte delle società di intelligence tutta la nostra vita digitale che passa attraverso questi strumenti. Dall'altro lato, in Cina, la Cina controlla il funzionamento delle piattaforme digitali, controlla il funzionamento dei social media, tant'è vero che le società dell'informatica degli Stati Uniti non hanno potuto entrare in Cina, sono state bloccate a livello, diciamo, di governo, che ha impedito a loro di entrare. Tenete presente che qui si stanno formando i cosiddetti muri digitali, cioè ci possono essere sia delle stretture
proprio fisiche, hardware, firewall e così via che impediscono l'intromissione, sia dall'altro lato c'è l'impossibilità di negoziazione in Cina impedita, imposta, l'impossibilità di negoziazione imposta alle società americane dell'informatica. Quindi interviene pesantemente la Cina, interviene pesantemente controllando il funzionamento dei social media, chi e cosa si comunica nei social media. Tenete presente ambiti totalitari che vanno al di là del controllo informatico, perché poi ci sono delle persone anche che ogni tanto spariscono, chi si arricchisce troppo di questi social media, poi non so, per fargli capire che deve stare sotto il governo cinese, non so, per 15 giorni non può più uscire dal territorio della Cina, oppure anche rischia la vita e quindi così via. Bene, allora avviamoci adesso a questo punto veramente a conclusione per tutti gli ambiti che abbiamo sollecitato, e prima di tutto ricordiamo come questi social media si accede con questa sorta di contratto registrazione che addirittura prevede la possibilità di registrazione da parte dei minori. Adesso le piattaforme hanno modificato e cercano di prevedere la possibilità, cioè la necessità del consenso da parte di chi esercita, tra virgolette, la patria potestà. Poi c'era la problematica dei contratti con click, ne abbiamo già parlato, superabile solo ed esclusivamente attraverso la tematica della firma digitale. Qui ci sono i contratti a distanza, che sono una cosa, e i contratti invece con firma digitale, nei quali il documento informatico sostituisce completamente il documento cartaceo e così la firma. Ed ecco che qui anche la clausola vessatoria può trovare firma digitale. Poi parziale rinuncia alla protezione dei dati, ne abbiamo parlato, con questi automatismi dove sottolineo questo elemento psicologico, cioè nell'automatismo del click, che non tutela certo come dovrebbe tutelare l'ordine. Ah, ma chi è cagion del suo mal pianga se stesso, se vuoi le cose gratis sei tu il prezzo. Ecco, non sono ragionamenti accettabili secondo quello che è la nostra civiltà giuridica. Cioè noi stiamo rinunciando con la clava nel mondo digitale a diritti che abbiamo acquisito con secoli di lotte, con secoli di progresso giuridico, e li stiamo abbandonando in maniera addirittura con dei ragionamenti di quel tipo che vi ho detto. Ecco. Quindi, per esempio, non so, richiamo sentenze, ecco, per avere un ambito giuridico, poi confermate anche in ambito antitrust dall'autorità garante della concorrenza del mercato, per esempio il valore patrimoniale dei dati. Queste sentenze riconoscono che Facebook Irlanda e Facebook Corporation fanno fatturato con i dati, cioè il modello di business, cioè la nozione è molto semplice: sono le società più ricche del mondo, non può non avere valore patrimoniale il rapporto che si crea, anche se apparentemente è un rapporto che offre un servizio gratuito. Pensate per esempio che in questa sottoscrizione del contratto noi sottoscriviamo il contratto in lingua italiana, ma c'è scritto che il contratto per gli aspetti giuridici vale la lingua inglese, quindi non quello che noi sottoscriviamo. Poi per gli utenti di nazionalità tedesca si applicano le condizioni specifiche disponibili a un link che rinvia alla normativa tedesca sulle condizioni generali del contratto del codice civile. Cioè, incredibilmente, per gli utenti di nazionalità tedesca c'è una maggiore tutela. Clausole quindi che consentono, bisogna richiedere delle clausole che consentono di avere una tutela maggiore. Allora, e concludiamo, sotto questo profilo, prima di tutto come cittadini
dobbiamo poter pretendere da tutti questi ambiti che abbiamo visto maggiori garanzie per la nostra libertà di manifestazione e pensiero. Allora, tenete presente che per esempio a livello di Unione Europea sono tutte questioni in fieri, ci sono documenti recentissimi dell'Unione Europea sui quali non vi voglio tediare, ma per esempio io sto seguendo anche personalmente i lavori del Parlamento Europeo, della Commissione sull'intelligenza artificiale. Si sta cercando a livello di Parlamento Europeo di introdurre, però tenetelo presente, il Parlamento Europeo non è necessariamente Commissione, la Commissione ha introdotto due proposte di regolamento generale sui mercati digitali, sui servizi digitali che tendono ad avere delle garanzie per quanto riguarda i nostri dati personali, ma il ragionamento del Parlamento Europeo è maggiore. Il ragionamento del Parlamento Europeo dice: dove entra in gioco l'intelligenza artificiale ci deve essere una possibilità di controllo etico, non ci deve essere un meccanismo automatico, ci deve essere un controllo umano, ci deve essere la possibilità di verifica, per esempio, dell'algoritmo. Queste sono garanzie in generali che sono poste anche da alcune sentenze del nostro ordinamento con riferimento, per esempio, all'applicazione dell'intelligenza artificiale ai procedimenti giurisdizionali. Però tenete presente che, per esempio, a me è capitato come come presidente di storia, di veder cancellato un filmato su YouTube, un'intervista a un grande antropologo italiano che praticamente spiegava i diritti dei popoli indigeni, per esempio, la mentalità dei popoli indigeni. E in alcuni momenti avevamo messo come immagini alcune immagini dei film Mission, con l'indicazione del film Mission, ma semplicemente il controllo automatico, vedendo una parte di filmati molto ridotta, che è consentita dall'ordinamento se si fa con citazione, dall'ordinamento italiano, dall'ordinamento relativo al diritto d'autore. È una citazione, non è una sostituzione, non è che abbiamo fatto vedere il film Mission integralmente, ma 10 secondi, 7 secondi, 6 secondi. Ed siamo stati bannati, siamo stati cancellati, ci è arrivato un richiamo e così via. Quindi ecco, pensiamo ora a tutti i ragionamenti che stanno dietro adesso ai meccanismi, per esempio, di protezione relativamente all'odio, ai meccanismi d'odio, oppure pensiamo alle restrizioni relative alla libertà del pensiero, per esempio con riferimento al fascismo. Nel nostro ordinamento, quello che è vietato del fascismo è la ricostituzione del partito fascista, come dice la disposizione transitoria e come dice l'articolo 18, che vieta il perseguimento di scopi politici mediante un'organizzazione di carattere militare, che è proprio il fascismo, cioè il fascismo e il nazismo, con i fasci di combattimento e con invece nel nazionalsocialismo le SA e le SS si imponeva politicamente picchiando le altre persone, picchiando le manifestazioni politiche degli altri partiti e con la violenza imponendosi. Ecco, queste cose sono ovviamente inaccettabili, però anche qui del fascismo ovviamente è inaccettabile la legislazione razziale, però non è, come dire, impossibile studiare il fascismo, per esempio. Quindi ecco, qui si aprono degli ambiti molto, molto approfonditi che, ecco, rischiano nell'ambito di, come si può dire, e tenete presente poi quello che succede a livello invece degli Stati Uniti d'America, dove addirittura, cosa che non sarebbe consentita nel nostro
nel nostro paese, addirittura si può fare delle manifestazioni e fare dei partiti politici che si ispirano al Partito Nazionalsocialista e si veste quella divisa, oppure si può sfilare vestiti da Ku Klux Klan e così. Ecco, queste sono cose che per il nostro ordinamento non sono, e anche direi giustamente, consentite. Però ecco, attenzione a queste censure automatiche, diciamo, perché la logica del social media non è quella di proteggere veramente dall'odio, da queste cose qua, ma è una logica puramente commerciale. I ragionamenti sulla base dei quali sono sospesi i servizi sono soprattutto di carattere diciamo commerciale, nel senso che se tolgono troppi o molti collegamenti, visualizzazioni, utenti, eccetera, eccetera, i social media sono ovviamente meno invogliati a compiere questi e quindi poi noi comunque possiamo veramente accettare che sulla base di questa fictio del fatto che questi social media sono dei soggetti privati, ma abbiamo visto che sono qualificabili come soggetti che hanno una valenza pubblica per i 1000 motivi che abbiamo detto, sono ormai dei monopolisti dell'informazione e possiamo accettare che come dire, sia questa velina di questo contrattino a disciplinare il nostro rapporto tra... No, non lo possiamo accettare. E per fortuna una direzione che si sta prendendo proprio sul versante, ho terminato, della presidenza Biden è proprio quella di iniziare una tassazione globale dei servizi informatici, in sostanza al 21%, che va dietro anche una proposta che era già stata fatta da Macron quando, con la sua capacità, Macron-Sorbonne e Macron al Parlamento europeo, ha presentato dei decaloghi diciamo, nei quali era contenuta una tassazione europea. Vediamo se adesso riesco a sganciarmi dalla condivisione. Vediamo se riesco a... Lascia, forse devo fare per riapparire. Ecco, intanto darei la parola a... Ecco, interrompi la condivisione, penso dovrò fare. Lascerei la parola alle domande, alle chat, a quello che volete, soprattutto a padre Luciano, con il quale mi scuso di aver sforato di 10 minuti, un quarto d'ora rispetto a quello che volevo. Grazie. No, grazie a te della ricchezza e della passione. Questo richiamo in fondo alla civiltà giuridica, a ricordare il nostro umano, perché siamo stati inseriti in un ambiente, come dire, un po' colonizzato, un po' selvaggio, un po' da bonificare. E ti chiedo se puoi collegare il tuo... È quello che sto cercando di fare. Io quello che posso fare, visto che tu desideravi anche registrare questa conversazione, io ti leggo alcune cose nella chat, alcune sono osservazioni, poi puoi leggerle anche tu e poi da lì possiamo partire. Poi per chi desidera c'è la possibilità di fare domande ponendo la domanda sia sulla chat e la leggerei, oppure proprio in viva voce prendendo il microfono, evitando cacofonie. Silva Iacuzzi fa questa considerazione: con la sentenza 29 marzo 2021 il Consiglio di Stato ha confermato la sentenza del TAR del Lazio per cui un servizio come Facebook, che sfrutta i dati personali per il proprio business, non può sostenere che tale servizio sia totalmente gratuito. Non solo, ha anche stabilito che, citazione, lo sfruttamento dei dati personali per finalità commerciali comporta inevitabilmente l'applicazione della normativa europea in ambito di protezione dei dati personali e quindi il GDPR, oltre alla disciplina attinente al diritto del consumatore. Chiudo la citazione. Michele Bruccheri diceva: il professor Cevolin parlava delle asimmetrie, della mancanza di reciprocità con diversi paesi. Questo comporta certamente gravi problemi di sicurezza e di ordine pubblico. Qui una domanda: quanto è vulnerabile la nostra Italia? Un'altra considerazione di Vitello Ciro: se può ripetere in breve in che modo si può evitare al ricatto della parola accetta
alla richiesta di informazioni senza consentire a dare i propri dati. C'è un modo di mediare o siamo ricattati e basta? Ci sono apprezzamenti per le lezioni, anche chi domanda se è possibile, ovviamente in PDF, avere le tue slide per tenere vivo i contenuti di quanto hai esposto. Un'altra considerazione, le posizioni ora dominanti, scrive Edoardo Paticchio. Le posizioni ora dominanti di alcune big tech companies hanno raggiunto capitalizzazioni tali che diventeranno sempre più di monopolio. Luigi Dati scrive: in relazione alla limitazione del diritto della libertà di pensiero, di manifestazione del pensiero, segnalo l'ordinanza ex articolo 702 ter CPC del 10 marzo 2021 del dottor Marco Gattuso del Tribunale di Bologna, che ha condannato Facebook Irlanda per illegittima cancellazione di un profilo social. Cristiana Pinotti sottolinea, in riferimento al fatto che se vuoi avere le cose gratis concedimi i tuoi dati, osserva: la comodità uccide il diritto. Ecco, queste alcune questo è quello che compariva in chat. Vedi tu se rispondere, rilanciare da questo. Se qualcuno vuole porre una domanda, suggerisco di alzare la mano digitale, gli do la parola, così è più semplice. A te la parola. Bene, allora la riflessione che farei è questa, ovviamente. Allora, in primo luogo, la prima riflessione che bisogna, come dire, tenere presente è questa. Abbiamo richiamato, è stato richiamato una sentenza anche del Consiglio di Stato, praticamente come è stato detto anche da chi ha fatto la citazione, poi alla fine si applica, vedete, si impone l'applicazione del regolamento europeo, cioè si riconosce la natura commerciale, economica degli scambi e poi si impone l'ambito europeo di disciplina e poi quello interno sul versanti che vi ho evidenziato, cioè da un lato proprietà intellettuale e fiscalità, Stati membri, dall'altro lato riservatezza dei dati personali e concorrenza, diritto dell'Unione Europea. Ecco, in che modo possiamo sottrarci al in che modo possiamo sottrarci al condividi, all'accetta, a quel tipo di richieste che ci vengono date per usufruire dei servizi. E qui c'è bisogno del fatto che i politici facciano il loro mestiere, c'è bisogno che lo Stato faccia il loro mestiere, c'è bisogno che anche i partiti politici facciano il loro mestiere. Io ho sentito nell'ambito, per esempio, del nostro Master in Intelligence e Information Technology dell'Università di Udine, alcuni politici che praticamente si lamentano della potenza di queste società, del fatto che sono diventate molto ricche e così via e così via. È vero, sono potentissime, fanno attività di lobbying, tutto quello che volete, però guardate che è il legislatore che può intervenire e stabilire proprio sulla base di queste ricostruzioni che abbiamo fatto, primo, il fatto che i dati personali ogni volta che sono utilizzati dal soggetto che ci ha offerto il servizio sia richiesto un esplicito consenso ogni volta per ogni volta. Allora è chiaro che in quel caso, quando abbiamo, come dire, siamo così frementi di utilizzare quel servizio, spesso accetteremo, vabbè, in quel momento. Però in altri momenti non accetteremo, per esempio, o chiederemo una remunerazione. Ecco, tenete presente che un singolo poi dato personale non è che serve molto. A loro interessano queste mole enormi, queste quantità enormi di dati che sono in grado di sostituire la realtà, che valgono più della realtà, che valgono più della formula del matematico Einstein, che valgono più di qualsiasi altra cosa ormai, perché prevedono la verità e quindi
vedete, stiamo andando verso una trasformazione del nostro modo di essere proprio. E allora ecco che c'è la tecnologia, ci sarebbe anche la possibilità giuridica, basta volerlo, ecco. Però se i nostri parlamentari sono quello che sono, cioè tenete presente che quello che sta accadendo, per esempio, nel nostro Parlamento ormai è che da un lato il governo impone ai parlamentari, tra l'altro solo un ramo del Parlamento, ormai certi testi legislativi vengono approvati da un solo ramo del Parlamento. Perché? Perché l'altro ramo del Parlamento, per il meccanismo del decreto legge e per il meccanismo della fiducia che viene posta sulla conversione del decreto legge, non possono fare troppe modifiche, perché cosa accade? Che nel momento della scadenza del decreto legge arriva in aula la discussione, c'è qualche ora di possibilità per fare qualche emendamento da un ramo del Parlamento. L'altro ramo del Parlamento poi deve o approvare le poche modifiche che sono state fatte dall'altro ramo del Parlamento, oppure se non le approva il decreto cade, il governo va in crisi e quindi succedono i meccanismi che sono proprio finalizzati a non ottenere questo. Quindi già molti testi, stiamo parlando ovviamente delle leggi di bilancio, ma non solo, arrivano nella notte ai parlamentari che se lo leggono e poi tentano di fare qualche... Quindi siamo già a una criticità che tra l'altro ha trovato la giustificazione della Corte Costituzionale, perché ha detto comunque un minimo di discussione c'è stata, ecco, ovviamente non va bene, ma un minimo di discussione c'è stata. Dall'altro lato, quindi anche con una copertura della Corte Costituzionale, anche qui, questo ovviamente non è che la Corte Costituzionale non conosce i diritti, non conosce come il Parlamento rappresentativo dovrebbe poter dispiegare i suoi effetti sulla produzione legislativa, ma la Corte Costituzionale ha all'interno dei suoi uffici un ufficio intorno da quando io ho fatto il dottorato di ricerca più o meno, dagli anni 2000, e cioè verso la fine degli anni 90 in realtà. Un ufficio che calcola per ogni sentenza il risultato sul bilancio dello Stato di quella sentenza. Allora, nel momento in cui la Corte Costituzionale si trova a essere il soggetto che praticamente costringe l'ordinamento a passare al regime provvisorio, perché non viene approvato il decreto legge, perché ne dichiara la illegittimità della legge di conversione del decreto legge, il risultato finale è che la Corte Costituzionale si dichiara come soggetto che ha costretto al passaggio del nostro paese al regime transitorio. Che cosa significa regime transitorio? Che non si può più spendere mese per mese che lo stesso importo più o meno che si è speso nel mese dell'anno precedente, quindi con un vincolo di bilancio molto, molto pesante. E allora per questo motivo la Corte Costituzionale ha, per esempio in questo caso recente, ha avuto questa giurisprudenza e ha questa giurisprudenza. E questo ovviamente sta a dire che i partiti politici, il Parlamento, la nostra democrazia rappresentativa, quanto gli Stati Uniti e ovviamente molto di più la Cina, ha degli elementi di criticità per quanto riguarda il tema della democrazia. Ecco, ci sono degli elementi di criticità anche nel nostro ordinamento repubblicano, così insomma, che noi celebriamo come la Costituzione più bella del mondo, in parte lo è perché io sono un soggetto innamorato della Costituzione italiana, però ecco, uno dei problemi è proprio questo, cioè il fatto che ci sono degli elementi di sempre di più, guardate che di questo, per esempio, si lamentano, non so, i miei amici parlamentari ambientalisti che si trovano dalla sera alla mattina il governo che impone praticamente una normativa relativa all'ambiente che è stata suggerita da società del settore e che predispongono
pacchetti normativi completi che non si sa perché il governo non ha la forza di rimasticare e vengono proposti poi come testi sui quali a volte viene messa la fiducia. Cioè succedono veramente delle storture notevoli. Ovviamente, adesso che siamo in periodo di Covid, queste storture sono arrivate all'apoteosi per certi versi, anche con una certa giustificazione dettata dall'emergenza sanitaria e così via. Però ecco, cioè il politico deve fare il politico, lo Stato deve fare lo Stato. Non possiamo, ovviamente, non possiamo rinunciare alla nostra sovranità su questo versante. Ma rinunciamo individualmente attraverso questo meccanismo del click. Ma è profondamente ingiusto questo, è profondamente non corrispondente alla nostra civiltà giuridica, al nostro codice civile, alle clausole generali di contratto, alla disciplina delle clausole vessatorie stabilite dall'Unione Europea e così via. Quindi pensiamo poi a tutta una normativa che viene imposta da questi piccoli contrattini sul versante del diritto all'oblio, sul versante della possibilità di successione nella gestione della pagina Facebook, per esempio, di un defunto e così via. Cioè c'è una quantità di problematiche incredibili dietro e su questa roba qua deve intervenire il legislatore, soprattutto, ecco, teniamolo presente, soprattutto il legislatore, diciamo non è corretto esattamente dire legislatore europeo, ma insomma dobbiamo metterci d'accordo a livello europeo, perché? Perché come avete visto è l'ambito europeo che è forte e che può imporsi con dietro le regole della concorrenza, con dietro l'applicazione della disciplina dei dati personali, con dietro le regole poi che anche gli Stati membri hanno diritto a porre, ma anche qui gli Stati membri, per esempio sul versante della tassazione, dovrebbero coordinarsi per non avere il cosiddetto arbitraggio fiscale, ma anche per non avere il cosiddetto proprio arbitraggio delle società, cioè giurisdizionale, cioè del sottoporsi a una giurisdizione anche in Europa di Stati membri molto più allegri per le società estere, proprio perché hanno avuto un raddoppio del proprio PIL, come è avvenuto per l'Irlanda, a causa del trasferimento di sedi, di uffici e della tassazione di queste grandi società dell'informatica. Capite che stanno avvenendo delle cose mostruose su questo versante. Cioè noi lottiamo per tenere alto il nostro PIL e poi con un'elusione della normativa fiscale si può, come ha fatto più o meno la Fiat, andare a farsi tassare in Olanda per pagare meno tasse. Tutto, tra l'altro, legittimamente, una cosa che si può fare legalmente, però il fatto che si possa fare legalmente è una colpa grave delle istituzioni europee, ecco, è una colpa grave delle istituzioni degli Stati membri che non possono far finta di fare i pesci in barile come se il Lussemburgo, come se Cipro, come se l'Irlanda potessero comportarsi come un qualsiasi Stato extraeuropeo dei Caraibi e nascondere, ecco. Tra l'altro gli stessi problemi comunque anche gli Stati Uniti hanno, perché anche all'interno degli Stati Uniti ci sono degli stati che questi sì potremmo chiamare canaglia, che invece hanno una tassazione ridottissima. Quindi c'è un meccanismo, quello dei paradisi fiscali, che in parte è stato contrastato. Pensate, quando la nostra Repubblica ha voluto contrastare, vivo anche parte della mia vita un po' a Bologna, contrastare il comportamento di società e commercianti bolognesi che nella pausa pranzo andavano a portare gli introiti, le entrate, andavano a portarle alle banche di San Marino, a un certo punto ha fatto irruzione con la Guardia di Finanza nelle banche di San Marino, violando la sovranità, violando quel cartello "qui è la terra della libertà" quando si entra in San Marino, ma praticamente facendo capire che San Marino non può godere della valuta italiana praticamente
euro comunque, non può godere di tanti collegamenti con l'Italia e poi fare marameo alla normativa fiscale e consentire quindi alle società di non pagare le tasse, in pratica di avere degli scudi per la trasparenza fiscale inaccettabili. Ecco. Quindi purtroppo, ecco, anche qui stiamo parlando di ambiti di rozzezza, perché la violazione della sovranità, ecco, siamo ambiti di rozzezza, però alla fine il rapporto di forza, come dire, è stato accettato. Non abbiamo avuto le guardie che io conosco, che hanno una sorta di costume più o meno giallo e blu, più o meno come le guardie svizzere del Vaticano, hanno dei costumi d'epoca. Non abbiamo avuto la resistenza di queste guardie, diciamo, di San Marino alla nostra Guardia di Finanza, che è entrata e ha fatto quello che doveva fare per verificare i conti nelle banche di San Marino. Ovviamente stiamo parlando di atti che non sono, tutto bisognerebbe fare in maniera, come dire, concordata, magari anche cercando, come avete visto, quello che fanno in questo caso le potenze, cioè attraverso quelle che poi sono e sono ancora mantenute più o meno anche nell'epoca di Trump, delle sorte di guerre commerciali, ecco, che purtroppo continuano, ecco, sulle quali dobbiamo cercare, sperando che, come sembra, l'era di Biden sia un'era nella quale quantomeno si correggono alcuni gravi errori diciamo, delle imposizioni su questo versante di Trump, che ci imponeva, per esempio, delle misure penalizzanti i nostri rapporti con la Russia, con la Cina e così via, e poi comunque aveva una normativa che non era particolarmente vantaggiosa nei rapporti tra Stati Uniti ed Europa. Ecco, tutto questo si sta rinegoziando alla luce della presidenza Biden, che sta presentando un po', come avete visto, anche un idem sentire, tra virgolette, cioè quello che è accaduto nel dialogo Erdogan, diciamo Draghi-Erdogan, è accaduto con Putin, cioè Biden-Putin, cioè Biden ha dichiarato Putin assassino e pensiamo che forse il regime, diciamo, russo qualche responsabilità nel caso Navalny ha, tant'è vero che anche qui è intervenuta la Germania facendo valere dei diritti umani per certi versi sui quali prima aveva chiuso un occhio, pur avendo dei notevoli interessi, perché lì dietro c'è tutto il tema del Nord Stream e del collegamento tra la Russia e la Germania sul versante energetico. La dichiarazione di Draghi era una dichiarazione che riecheggiava quell'aspetto, cioè gli stati occidentali devono far valere il loro ambito e la loro attenzione ai diritti umani. Ecco, è ovvio che Putin risponde: attenzione, voi Stati Uniti come trattate i neri? Come sta andando, potremmo dire, il processo per l'uccisione di George Floyd? Sarà assolto oppure non avrà alcuna conseguenza penale come normalmente succede il poliziotto che ha ucciso George Floyd? In questo caso nel processo che è stato visto, che si è potuto condividere integralmente, addirittura il capo della polizia ha condannato quel comportamento, ha detto che è inaccettabile, che non si può tenere per 8-9 minuti, come è stato dimostrato, sotto il ginocchio a soffocare una persona umana. Ecco. Bene, quindi c'è quella critica, c'è stata quella critica e dall'altro lato Erdogan, avete visto, ha un po' invece in maniera un po' mutatis mutandis, potremmo dire, criticato
Erdogan dicendo ma fatti eleggere visto che sei nominato, noi abbiamo l'elezione diretta del Presidente della Repubblica e così via e così via. Quindi ecco, il ragionamento finale che volevo fare era proprio questo, cioè vedete c'è un tentativo di sentire. È ovvio che ci sono dei problemi per i diritti umani anche negli Stati Uniti, è ovvio che ci sono dei problemi, come vediamo, anche nel nostro paese per la tutela giurisdizionale in certi casi. Abbiamo oggi avuto una sentenza sull'ergastolo che è probabilmente una sentenza di grande civiltà giuridica, anche questa. Però ecco, stiamo attenti, ecco, ovviamente, in queste critiche a non buttare il bambino con l'acqua sporca, insomma, a non buttare proprio, cioè a non essere, come dire, autolesionisti. Certo, è un po' meglio vivere nei paesi occidentali rispetto che nei paesi autoritari, totalitari, dove la vita umana è a rischio per la libertà di manifestazione del pensiero, a rischio fortemente, frequentemente, nella maniera più pesante possibile. Ti si può avvicinare vicino un SUV e ti sparano, oppure ti si può avvicinare vicino qualcuno e ti dà un veleno, oppure scompari, e così via e così via. Grazie. Grazie Guglielmo. Ho messo una tua foto perché Sì, ma non riesco, non so perché, non riesco a condividere. Adesso sì, almeno io si è ricollegato. Comunque è l'occasione comunque di salutarci e di ringraziarti, perché adesso non c'è tempo per ulteriori domande perché siamo arrivati di fatto quasi alle 20. Io ti ringrazio nuovamente per il tuo contributo, ti rilancio se ci sarà possibilità di fare arrivare tramite Daniela dell'Ordine dei Giornalisti le tue slide ai partecipanti, credo che sarebbero contenti. Assolutamente, anche se qualcuno ha qualche domanda, la mia mail è quella pubblica, guglielmo.cevolin@uniud.it, e sono a disposizione, anche magari mi girerai le chat, le domande alle quali non sono riuscito a rispondere. No, hai risposto tutto. Un'ultima osservazione, appunto, la perplessità che le democrazie europee sono seriamente minacciate, ma appunto, come sottolineavi, non è facile, c'è il rischio che, anche se si porta avanti una politica seria sulla tutela della privacy, questa può venire sconfessata da inadempimenti nazionali e così via. Io ti ringrazio nuovamente, auguro a tutti un buon fine settimana, ricordo ai giornalisti che adesso c'è l'appello e quindi io concludo poi anche la registrazione e poi Guglielmo ti giro la registrazione ovviamente. La registrazione che sarà solo audio se metteremo online. Grazie infinite. Grazie a te, a presto. Ciao. Grazie infinite.